La nostra voce chiede di potenziare chiaramente il servizio dei medici di base, perché quello è importantissimo, determinante per il funzionamento della sanità, ma soprattutto di valorizzare il lavoro degli operatori medici, non soltanto i medici, ma anche e soprattutto gli infermieri e gli operatori sanitari, perché la sanità, oltre a essere un bene di tutti, è un qualcosa che si fa collegialmente, cioè non è un'unica persona. E questo è il primo punto. Il secondo punto è quello di rendere possibili questi protocolli per la cura dei tumori. Cose che noi non abbiamo, non per tutti i tumori, e che favoriscono la cosiddetta migrazione sanitaria, con una spesa notevole per quanto riguarda la Regione Sardegna. Allora, noi come comitato abbiamo fatto varie manifestazioni, adesso abbiamo, diciamo, un rapporto di confronto. Abbiamo avuto un confronto con l'assessore e soprattutto col dottor Serusi, che si è dimostrato molto aperto e disponibile nei limiti delle sue possibilità, perché chiaramente anche lui ha i suoi limiti. deve confrontarsi con altre persone. Però devo dire che alcune richieste, come quello appunto dei medici, dell'utilizzo dei medici in pensione negli ASCOT, il dottor Serusi l'ha portato avanti. Speriamo che possa portare avanti altre richieste, come quello dell'abbattimento delle liste d'attesa e del CUP in presenza, che noi abbiamo richiesto, perché molte persone preferiscono il CUP in presenza come c'era prima.